Beh, abbastanza in linea con quello che hanno detto i miei colleghi. C'è stato un inizio un po' anche caotico perché dovuto al fatto che non si sapeva quando arrivassero questi vaccini, però devo dire che l'ASL da noi abbiamo due, abbiamo la 3 e la 4, hanno collaborato bene, tanta voglia anche di inventarsi delle soluzioni particolari perché noi abbiamo anche le isole. La settimana scorsa siamo andati nelle isole a Torcello, a Mazzorbo, a Burano e a Pelestrina. Questa volta abbiamo inventato per l'isola di Sant'Erasmo, che è un'isola piccolina, però ci sono anziani, abbiamo inventato un battello che assieme, cioè tra comune e ASL, un battello che è un ambulatorio insomma, mobile per poter vaccinare tutti i nostri anziani. Direi che la cosa comunque, per dare un dato secondo me importante, penso che tra il 15 e il 20 di aprile finiremo tutti gli over 80 e abbiamo iniziato anche la parte tra i 70 e gli 80 anni attraverso questa base informatica dove siccome, come dicevano anche i miei colleghi, insomma non tutte le persone anziane hanno capacità, facilità, perché poi bisogna compilare un questionario, allora abbiamo fatto in modo di mettere dei punti informativi. Adesso cominceremo con le farmacie dove uno può entrare, magari non so, l'anziano direttamente, e allora qualcuno gli aiuta a compilare il modulo, oppure c'è un modo anche, noi abbiamo un numero che è 041 041 che è un numero unico del comune dove rimbalziamo ai numeri che ci dà l'ASL, cioè abbiamo creato questa sinergia attorno a un'idea che appunto il cittadino possa avere un unico referente, ovviamente è l'istituzione sanitaria, però stiamo collaborando molto bene. Voglio ringraziare tutta la dirigenza ma anche dopo l'apparato anche amministrativo dell'ASE e del comune, perché devo dire che si sono impegnati tutti. Considerate che noi anche la CTV piuttosto che Veritas sono aziende municipalizzate del comune, sono messe a disposizione per allacciare, per esempio, sembra sciocco, però per aprire i punti vaccinali bisogna allacciare la corrente, in qualche caso non c'era, o tutta una serie bisogna attrezzare, per cui si è lavorato con istituzioni pubbliche le più diverse in momenti corali e direi che è una delle cose più belle che posso dire. Insomma, il gioco di squadra, insomma, che è sempre necessario, soprattutto in momenti come questi. Va ricordato anche perché nella pubblica amministrazione tante volte si pensa che sia sempre lontana, che si possa fare soltanto confusione. Io penso che la struttura in Veneto, col presidente Zaia, che ha sempre parlato una voce unica per tutti, e noi tutti i sindaci abbiamo deciso di non fare ordinanze, robe strane, stamparate, siamo andati avanti un anno a fare i soldati. Credo che penso i cittadini possano riconoscere questo appunto gioco di squadra e di grande rispetto tra di noi e reciproco, insomma. E lo diciamo alle persone che ci ascoltano, comunque c'è un presidio, la sicurezza è in mano comunque ai prefetti. Noi abbiamo avuto grande collaborazione con loro, ma penso che anche questa serata, direttore, ha fatto una bella cosa questa sera, riunire tutti i sindaci, perché i cittadini possono sentire quanto proprio siamo d'accordo, insomma, cioè noi ci siamo sentiti una certa comunque costanza e adesso sentivo di nuovo, mi vengono in mente ricordi sentendo anche le affermazioni, perché più o meno ognuno sta spiegando a modo suo un po' quello che è successo. Mi ritrovo in pieno in questo racconto e anche in questo clima appunto di non vessazione, cioè noi siamo i primi a comprendere le difficoltà del territorio. Venezia è bella, sono arrivati anche i delfini, purtroppo c'è anche grande tristezza perché ci sono persone che i centri storici, nel caso specifico Venezia, come penso che anche tutti i miei colleghi possono capire, è stata particolarmente colpita, lo dicono i numeri, lo diranno i dati alla fine del film e chiaramente si fa fatica. Noi viviamo non di un turismo, chiamiamolo nazionale, ma soprattutto di un turismo internazionale e intercontinentale. Non è colpa di nessuno ovviamente, mancano i voli con l'America, con la Cina, con la Russia eccetera, e per cui in qualche modo io speravo spero ancora che qualcuno capisca che oltre alla montagna, che giustamente e spero siano sufficienti perché credo saranno ancora scarsi i contributi che sono arrivati, possono essere comunque pensati dal governo nazionale dei ristori specifici per appunto la filiera turistica, che abbiamo detto più volte, ma visto che siamo qua è giusto ricordarlo, perché noi non abbiamo mai fatto lagne particolari, diciamo solo cose che sono i numeri che possono poi essere dimostrati, insomma. Cioè la filiera turistica è enorme, noi abbiamo porto e aeroporto, tra l'altro strutture che sono assolutamente funzionali al Veneto, fermi completamente quello turistico, soprattutto tra l'altro abbiamo avuto, voi sapete, anche l'acqua grande, per cui devastazioni su devastazioni.
e poi tutte le persone che stanno attorno a alberghi e ristoranti internazionali, per cui non so, il mondo dello spettacolo, della cultura, il mondo della musica, ma poi facchini, bagagli, tassisti, acqui, cioè penso anche a tutta una serie di cose che persone che proprio non prendono niente da febbraio dell'anno scorso. Speriamo poi di avere la solidarietà in un futuro, io non so, perché oltre ad averlo detto più volte, non so più come fare, insomma, per spiegare che è una cosa molto molto particolare. È sulle spalle dei veneziani, adesso abbiamo anche un problema noi, come saprete, con la nostra azienda di trasporto pubblico, la CTV, perché ci sono mancati 80 milioni di euro di incassi dei biglietti di turisti l'anno scorso e quest'anno calcoliamo circa 60 milioni. Immaginate come si fa a tirare avanti un'azienda con 140 milioni che ti vengono a mancare dall'oggi al domani. Abbiamo cercato in tutti i modi di tenere stretta la cinghia. Il governo a fine anno, l'altro governo, non questo, ha fatto una mossa diciamo abbastanza furba, propagandistica, cioè ci ha detto beh potete spalmare o bypassare gli ammortamenti per un anno, cioè rinviarli per un anno. È una mossa soltanto contabile, ma i soldi non ci sono. Per cui in sostanza il comune ha fatto la sua parte, ha messo delle risorse, insomma, ha restituito delle quote che prendeva sui biglietti. Lo stesso fa la città metropolitana, credo che farà la regione anche qualcosa così, ma è lo Stato quello che sta indebitando, insomma, hanno fatto manovre veramente per diversi miliardi. Sindaco, la fermo un attimo, poi torneremo su queste questioni specificatamente anche alle tematiche economiche. No, è che la tristezza, mi vengono in mente questi problemi venali, chissà perché. Poi dal punto di vista economico stiamo utilizzando questo periodo anche per rifare il look alla città, insomma se venite in città trovate tantissimi artigiani che vengono tra l'altro da tutto il Veneto, perché un po' con la scusa delle devastazioni dell'Acqua Grande, dei rimborsi che come commissario ho dato più di 30 milioni tra imprese e privati e più altri una ventina di milioni di lavori pubblici che abbiamo dovuto mettere per ripristinare l'agibilità della città. E insomma i privati da soli poi stanno utilizzando questi periodi di chiusura, anche molti alberghi, molte residenze a Mestre. Mestre è un cantiere edile praticamente a cielo aperto che stiamo rimettendo in sesto quello che non si è fatto per 30 anni, per cui insomma ci sono dei risvolti anche interessanti. Ecco, ma Sindaco, lei è convinto che poi Draghi che aveva detto nel suo discorso di insediamento che il turismo insomma è il petrolio del nostro paese, quindi ha un senso sostenere questo comparto. Sono parole a cui seguiranno i fatti? Scherziamo, cioè è una delle nostre, forse la prima economia in Italia, il turismo va assolutamente difeso, per quello dico, cioè, difendere Venezia vuol dire difendere un pezzo di economia che non ci può rubare nessuno, insomma il livello del nostro turismo è dato dall'arte e dalla cultura, non c'è dubbio, ma anche dalla nostra proprio abilità nel saper far da mangiare, nel saper accogliere le persone, nella nostra disponibilità a raccontare i nostri brand più belli, c'è la moda, la tecnologia che spesso non raccontiamo, forse le piccole e medie imprese non hanno avuto quello spazio di comunicazione, parlo a livello istituzionale, che avrebbero dovuto. Io penso proprio di sì che il turismo tornerà e per fortuna aggiungo, deve essere un turismo rispettoso delle città e dei luoghi. Questo è il cambiamento che dobbiamo chiedere. Però guardate che a Venezia sono stati fatti delle cose incredibili in questo periodo, verrà da tutto il mondo la gente a vedere il Mose, è una grande opera di ingegneria mastodontica con 100.000 dubbi e perplessità che sono state eccetera, no? C'era chi diceva non funzionerà mai, insomma ha funzionato. Direi che c'è un grande rispetto della città, questo governo ha un rispetto maggiore di quello di prima, il cambiamento anche del ministro, oltre che del primo ministro, ma anche del ministro dell'ambiente secondo me, dei trasporti. Scusate, sono molto franco, però ha giocato molto a favore di una ragionevolezza nei rapporti. Adesso sono fermati per discutere, noi avevamo dei ministri lì infervorati che stavano difendendo la nostra città e di questo voglio ringraziarli pubblicamente, Brunetta, la Gelmini, ma anche tutti quanti i ministri della Lega che hanno aspettato di sentire come potevamo in qualche modo affrontare la questione per non mettere in difficoltà il governo, ma soprattutto per non bloccare il traffico crocieristico. Ma direi che la soluzione intanto delle navi a Marghera, un investimento di 40 milioni sul canale nord e lato nord, esattamente come chiedevo io, per i prossimi anni abbiamo garantito il lavoro. Poi si farà questa gara pubblica dove si terranno conto anche delle soluzioni pregresse, si capirà probabilmente dopo, fra qualche anno, che mettere
sbarcare turisti dalle navi in mare non funziona in nessuna parte del mondo, ma lo capiranno nel tempo, c'è gente che ha bisogno proprio di tempo per maturare. A me interessa non perdere posti di lavoro.